Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo della Fincantieri. Si gioca la sfida tra Cus Palermo e Partinica Audace, valida per la 14ª giornata del girone A del campionato Juniores Under 19 Sicilia. Qui rischiano qualcosa nel palleggio i giocatori ospiti, infatti perdono palla. San Filippo, fronte alla porta, può vedere bene il campo e allarga sulla destra del Calvaruso. Sovrappone come sempre Quadio, libera lo spazio al Calvaruso che va in porta col sinistro e c'è la respinta del portiere per la prima palla gol del Cus. Qui attenzione alla palla recuperata da Calvaruso. Calvaruso in area, mette al centro, Fucile, il salvataggio e poi il gol di Calvaruso per il vantaggio del Cus Palermo a metà del primo tempo. La zampata vincente di Calvaruso non solo per il gol quanto per la palla recuperata e dunque si sblocca la partita. 1-0 Cus. Per il lancio di Guida, a cercare la corsa di Undiemi che è in posizione regolare. Undiemi in area di rigore, la sterzata. Undiemi cerca la palla in mezzo, diventa un tiro controllato senza grossi problemi dal portiere. La battuta va proprio 5 mani. La palla che spiove, in qualche modo è riuscita a smanacciare Procida, poi si continua a giocare. Dalla bandierina Undiemi, seconda opportunità dal corner per il Cus in tutta la partita. La battuta sul secondo palo, il colpo di testa a anticipare Capizzi, poi Cubi con la conclusione che si perde fuori, occasione per il raddoppio. Undiemi riesce ad evitare l'intervento di avversario. Undiemi mette al centro, non gira nessuno, poi Cubi, il raddoppio del Cus con la firma di Cubi che si fa trovare pronto sul secondo palo. 2-0 per la squadra di casa che raddoppia al momento giusto. Calcio d'angolo intanto per il Partinico con la battuta sul primo palo di Anselmo, l'uscita di Procida, pallone che rimane lì, conclusione che si perde fuori. Calcio d'angolo, palla sul primo palo, 5 mani in qualche modo allontana, poi la volée da parte di Molina che si perde sopra la traversa, comunque apprezzabile. Sul pallone c'è come sempre 5 mani. Arriva il fischio del direttore di gara. 5 mani, scavalca la barriera e Procida si esibisce in una grandissima parata a togliere la palla dall'incrocio. Palla a nuoto. E tutte le altre discipline che vedono impegnati atleti e compagini siciliane. Conclusione intanto di Castronovo che si perde fuori non di molto. Cercato ancora Falanga per vie centrali, il tocco è per San Filippo. San Filippo evita 5 mani, San Filippo la palla sul sinistro, lo prova, fuori di pochissimo la conclusione da parte di Davide San Filippo ad un passo dal tris. Intanto Guida, guarda la porta Guida, il tiro di Guida e il gol del 3-0, chiude in bellezza il Cus con il terzo gol. Gran sinistro di Mario Guida proprio in finale, in chiusura di match. Arrotonda il punteggio la squadra di casa. E per l'arbitro può bastare così, finisce la partita 3-0 per il Cus ai danni del Partinica Audace, una vittoria netta.